Professor Alberto Brambilla, buongiorno. Buongiorno, la ringraziamo per la disponibilità. Oggi Veneto Welfare, la Regione Veneto, continua il percorso che ha avviato in questi ultimi giorni, che è un percorso che vuole fare le riflessioni, una prospettiva futura di quella che è l'evoluzione del welfare, ma soprattutto di quelle che sono poi le dinamiche e le politiche del lavoro a livello regionale, con uno sguardo, in questo caso, con il professor Brambilla, a livello nazionale. Professore, secondo lei, abbiamo ripetuto fin troppo che questa pandemia, questo Covid-19, è un evento di un impatto impensabile, diciamo che è un evento di carattere epocale. Quali sono, secondo lei, le principali conseguenze che comporterà per i sistemi di welfare nazionali, ma soprattutto per quelle che sono le nuove politiche del lavoro? Allora, sicuramente quella che è iniziata come una crisi sanitaria si sta ovviamente trasformando in una drammatica crisi sociale, una crisi economica e una crisi di povertà. Noi pensavamo che dopo tra i 50 e i 100 milioni di morti della cosiddetta spagnola del 1918 e le successive pandemie, noi fossimo un pochettino più pronti. Pensavamo, perché è dal 2002 che l'Organizzazione Mondiale della Sanità conosce molto bene i coronavirus. Abbiamo avuto la SARS, abbiamo avuto la MERS, la suina e non solo, ma l'anno scorso nel mese di febbraio e nel mese di marzo in Italia sono morte 27.000 persone per malattie respiratorie, questo ci dice l'Istat. E quindi pensavamo che si potesse risolvere, invece abbiamo trovato una scienza totalmente impreparata, un'Organizzazione Mondiale della Sanità che, pur sapendo già dal 7 gennaio che c'era questo virus ormai forse da più di un mese in circolazione, dice: guardate, non è granché, andate avanti così. Ma quello che è più drammatico è per l'Italia, perché dopo 150 giorni, noi praticamente abbiamo l'assoluta e sconcertante incapacità della scienza di risolvere il problema. Noi non abbiamo bisogno del vaccino, probabilmente il vaccino non ci sarà mai, non è stato trovato per la SARS, non è stato trovato per la MERS, neanche per le altre pandemie grosse influenzali. C'è un vaccino che ogni anno cambia, se ne fanno circa 2 miliardi, fate il conto voi di quale giro d'affari ci sia su questi vaccini moltiplicato per 10-12 euro, però sarà difficile. Noi non abbiamo ancora un protocollo sanitario. Perché insisto su questo argomento? Perché tutto il resto è molto ancillare, è un derivato. Noi poi possiamo fare poco, cioè se la scienza ci dà paura, ci dice attenzione, è molto molto micidiale, state attenti e tutto, arriviamo a che cosa? Al protocollo che è stato siglato dal governo e dal sindacato, che ci dice esattamente sono 23 pagine. Se io fossi un artigiano, un imprenditore, prenderei le chiavi, le darei al sindacato e gli direi: guardate, con queste regole provate ad andare avanti voi. Quanti secondi ci sono per ogni ingresso? Ogni ingresso deve avere tra i 30 e i 40 secondi. Come si fa l'accesso al bagno? Come si fa l'accesso allo spogliatoio? Capite che con queste regole ha vinto di nuovo la burocrazia, ha perso la scienza e abbiamo il disastro economico. Quindi se la successiva domanda fosse quali sono i risultati sono tremendi. Noi avremo un PIL che cala dell'11%, ammesso che si vada a riprendere tutti assieme entro il 20 di maggio, avremo un rapporto debito pubblico-PIL al 153,7% e uno spread che probabilmente ci penalizzerà nonostante l'intervento della Banca Centrale. Questi sono gli effetti. In un contesto come questo, professore, è indubbio che anche il Veneto, nonostante sia stato per anni locomotiva di una nazione, oggi stia sentendo
e alcuni dati significativi preoccupanti, la crescita delle domande delle casse integrazioni in deroga importanti, ma anche il dato sulla disoccupazione è in trend anche quello di crescita. A questo punto la domanda probabilmente che può sembrare ovvia porle è: ma come avere fiducia nel futuro? Il welfare è fiducia, l'assenza di fiducia difficilmente rivaluta la previdenza complementare, la sanità integrativa, pilastri poi di un disegno di uno Stato che oggi, se mi permette, ha la necessità di creare percorsi alternativi a quello che è un'assenza di un welfare nazionale. Noi abbiamo una sola speranza, abbiamo una speranza che il modello Genova per la ricostruzione di un manufatto estremamente importante, di vitale importanza per tante regioni, il modello Veneto per quanto riguarda la sanità, fungano da due pilastri. E su questa base l'invito che io ho fatto anche alle cosiddette forze intermedie: cerchiamo noi stessi di sburocratizzare. Cioè quello che dicevo prima, questo protocollo del sindacato, il sindacato dovrebbe fare 3 righe. Le aziende si devono dotare di quello che le aziende già si dotano, perché io non penso che ci sia un imprenditore italiano o veneto che corra il rischio di far lavorare senza protezioni la componente fondamentale del suo lavoro, che sono i suoi collaboratori. Quindi il futuro è snellire. Se noi riusciremo a evitare questa burocrazia, e la prima cosa da fare è evitare questo protocollo che è micidiale, a questo punto noi abbiamo qualche capacità di ripresa. Certo, ci vorrà tanto tempo e questo lockdown totale, che non è stato così però negli altri paesi. Do soltanto un dato: Danimarca, Olanda, Germania hanno avuto un calo del consumo di energia elettrica nella settimana centrale di marzo intorno al 5%, l'Italia ha avuto il 25%, quindi significa che di là molto ha continuato a lavorare e, come vedete, gli effetti sono molto migliori di quelli in media italiani. Poi dopo c'è il Veneto che ha dei risultati che sono molto meglio di una media anche europea. In uno scenario di ricostruzione, perché poi quello che abbiamo tentato di tracciare è uno scenario di ricostruzione con alcuni punti fermi, quali ad esempio, come citava lei, il modello Genova e il modello Sanità Veneta. Un'eventuale presenza in termini di investimenti nell'economia reale da parte dei fondi. Voi avete fatto come itinerari previdenziali ancora tempo fa, in tempi non sospetti, una ricerca molto interessante su quanto i fondi previdenziali investino nell'economia reale. Potrebbe diventare strategico, potrebbe essere uno strumento utile per trovare risorse, perché il deficit di risorse è indiscutibile in questa fase storica. Sono 2 le linee fondamentali. La prima è che tutti quegli investimenti che vengono proposti dalla Commissione europea, in primis anche il MES. Il MES senza condizioni sono 36 miliardi che consentono alle regioni di mettere a posto completamente la sanità in modo diretto e indiretto. Attenzione che nell'indiretto ci stanno tutti i presidi sanitari nei poli di produzione, ci stanno i centri medici, ci sta l'assistenza territoriale, ci sta tutta quell'assistenza a coloro che hanno delle tossicodipendenze, alcol dipendenze, ludopatie, cioè cercare di tirar fuori dalla povertà queste persone qua. Ci stanno le carceri, che le carceri sono insicure per la cosa fondamentale che è la sanità. Quindi con questi quattrini sedati alle regioni con un piano specifico, io penso che questa sia una prima arma. Attenzione, sono svariate decine di miliardi, compresi i fondi della BEI. La seconda, come diceva lei, sono i fondi pensione. Allora, questi hanno un patrimonio, assieme alle fondazioni di origine bancaria, molto robusto, un loro intervento anche di
pochi miliardi nell'economia reale muoverebbe un volano che noi abbiamo stimato in rapporto 1 a 5, 1 a 6. Significa che se i fondi mettono 3 miliardi, in economia ne vanno 15. E allora una regione come il Veneto, come la Liguria, come il Piemonte, per la Lombardia ce ne vorrebbero un po' di più, ci dà la speranza che si possa ripartire e nell'arco di un paio d'anni ricucire questa ferita che è veramente molto grossa. Alla luce di questa riflessione, professore, lei in più occasioni, personalmente l'ho sentita citare, che stiamo passando non solo una crisi di tipo sanitario e economico, ma soprattutto una crisi di tipo democratico. Cosa intendeva? Allora, diciamo che questo tipo di gestione della crisi, senza voler entrare nelle polemiche, poi sarà la storia a giudicare, è stata una gestione, diciamo, condotta in modo, chiamiamolo così, poco democratico. I DPCM non sono certamente il metodo migliore, ma quello che mi preoccupa di più è che anziché andare alla radice del problema, teniamo conto che ancora oggi in Regione Lombardia, ancora oggi, forse domani no, perché abbiamo fatto proteste enormi, ma è ancora vietato per un lavoratore privato, per una persona privata, accedere a proprie spese per fare un test sierologico o un tampone. È vietato. Ancora oggi in Regione Lombardia è vietato per una persona che sta in una RSA con più di 75 anni, che sta male, di poter essere ospedalizzata. Attenzione! Quindi cosa troviamo? Che a livello di Stato e a livello di regione le libertà personali sono state calpestate. Con questa futura app che dovrebbe essere messa a disposizione dei cittadini, abbiamo un'ulteriore violazione. È vero, si potrà dire, tanto noi abbiamo ceduto a Google, a Facebook, a Twitter, a tutto quanto la nostra privacy. È vero, è un fenomeno anche questo mondiale. Piano piano stiamo ritornando indietro per recuperare i nostri diritti di privacy, però che non ci sia un protocollo sanitario, ma ci sia un'app, e questa è un'ulteriore sottrazione di democrazia. E attenzione che se le cose vanno avanti così e se noi abbiamo dato ai virologi il potere di vita o di morte sulla nazione e la nostra politica segue i virologi che non sanno nulla di questo virus, noi corriamo il rischio di avere i forconi in piazza. A me è piaciuto l'intervento di Casini, una persona molto molto moderata, un democristiano di lungo corso, che ha detto il governo Conte potrebbe cadere perché la gente andrà con i forconi in piazza. Calpestare troppo i diritti è grave. Chiudere un'economia è ancora più grave, sottrarre ai lavoratori e agli imprenditori il minimo per poter sopravvivere porta a una mancanza di coesione sociale. Una mancanza di coesione sociale porta a un grave rischio per la democrazia. La ringraziamo, professore, per la disponibilità. Ci rivedremo presto, sicuramente nei suoi incontri nazionali. E ancora grazie. Grazie a voi.